Innanzitutto lasciatemi dire che è stato un evento molto importante perché ci ha dato la possibilità di mettere assieme il mondo imprenditoriale, il mondo della cooperazione, ovviamente il mondo sindacale che come EFAT rappresentiamo, e si è svolto anche in un momento estremamente importante perché siamo innanzitutto all'inizio di una fase estremamente complessa di negoziati per quello che riguarda la politica agricola comune e il Multi-Annual Financial Framework, e si è svolto esattamente in un periodo estremamente complesso perché il settore agricolo risulta essere sotto attacco e ha da affrontare sfide importanti, tra i quali anche appunto la sfida dei dazi, rispetto ovviamente a un accordo commerciale che è stato trovato insieme agli Stati Uniti, che ci trova totalmente in una condizione estremamente inaccettabile dal nostro punto di vista. È stata dal nostro punto di vista una totale capitolazione e che mette a rischio sicuramente moltissime imprese e anche moltissimi posti di lavoro. Da parte nostra, per quanto riguarda la politica agricola comune, rivendichiamo la dimensione sociale della stessa. Crediamo che la politica agricola comune debba continuare ad essere una leva di sviluppo sociale, una leva di sviluppo economico, e in questo senso la priorità numero uno è quella di tutelare e rafforzare il principio della condizionalità sociale, che abbiamo ottenuto insieme a Fly, e WILA, le nostre affiliate italiane, nel corso dell'ultima revisione della PAC, ma che purtroppo è già messo in discussione dalla proposta della Commissione, che lo vuole indebolire con alcune deroghe che non ci piacciono. Quindi in questo senso ci impegneremo e incalzeremo la politica e non arretreremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per continuare a garantire una politica agricola comune che sia realmente sociale, che sia rilevante dal punto di vista del budget, ma che consideri in maniera assolutamente importante il modo in cui questi soldi vengono spesi. I soldi devono essere spesi bene per lo sviluppo rurale, per lo sviluppo sostenibile e garantendo anche il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro dei milioni di lavoratori che sono impiegati nel settore agricolo in Europa.